Abbiamo ricollegato di nuovo i borghi di Canizzano e Santa Maria del Sile con Quinto. Una volta qui c'era una passerella che adesso è chiusa, quindi tramite questa ciclabile abbiamo collegato le due comunità. Taglio del nastro per la nuova pista ciclabile Greenway del fiume Sile da borgo a borgo, un intervento strategico per la mobilità lenta inserito nel cuore del parco naturale regionale del fiume Sile. È un'opera che deve essere, io spero, l'inizio, che, visto la Greenway del Sile, che dovrebbe arrivare fino alle sorgenti, quindi ci permetterà anche di implementare la nostra rete, diciamo, ciclopedonale per i turisti che preferiscono il turismo lento. Un tracciato di circa 2 chilometri realizzato da Veneto Strade che si sviluppa interamente all'interno dell'area protetta lungo il fiume Sile, collegando il capoluogo alla vicina Quinto. Si aggiunge dunque un'ulteriore via verde a quelle già presenti nel territorio. A Treviso Stigliere abbiamo completata, sono 33 milioni di investimento, poi per le 5 ciclovie nazionali e 2 regionali che passano per il Veneto ricordo che l'investimento totale è di 157 milioni di euro. Abbiamo ovviamente fatto una buona attività di recupero di fondi comunitari e possiamo dire che abbiamo almeno 1500 km di ciclovie che permettono ai veneti e ai nostri turisti di poter visitare quel Veneto che del resto sarebbe rimasto nascosto. Nonostante alcune polemiche sorte per i lavori che andavano a toccare aree soggette alla nidificazione di alcune specie di uccelli e per la vicinanza della via alla pista dell'aeroporto, la Greenway sembra possa ottenere il successo sperato e sono tante ancora le opere che mancano in termini di viabilità lenta che il comune di Quinto vuole realizzare per valorizzare il territorio e le sue oasi naturalistiche. Una pista ciclabile che collega la frazione di Santa Cristina, quindi con Quinto, e che dovrebbe collegare tutti i punti di interesse storico e naturalistico del nostro territorio. Si va dalla Pala dell'Otto all'Osi Cervara, ai vari fontanili che sono in giro per il paese, alla Villa Ciardi, tutto quello che rappresenta storia e cultura del comune di Quinto di Treviso.